Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Finalmente siamo tornati. Saluti tutti amici di vini friulani. Sono Wayne Young, la Taverna Friuli Wines. Scusami ragazzi, scusami tanto. È stato così tanto tempo da quando siamo sentiti. Però siamo tornati, dai, e sono carico e sono pronto per andare avanti con 2024, primo podcast di questo nuovo anno. Spero che avete passato bene le feste. Io ho passato un mese interessante perché insieme con due amici, Francesco Della Giusta e Alessandro Benini, abbiamo aperto un pop-up shop a Udine vendendo solo vini di metodo classico italiano, dal fuori del Friuli. Devo dire che è stato veramente una grandissima esperienza. Ho visto tanti di voi dentro il negozio durante il periodo delle feste da 1 dicembre fino a 6 di gennaio. E mamma mia, mi ha preso così tanto tempo. Non avevo tempo proprio di registrare, fare, organizzare delle podcast. Però sono tornato carico, sono tornato entusiasta. Però la storia del negozio non è finita. Per voi che siete qui in Friuli, che ascolta la Taverna, riapriamo nel prossimo futuro. 1 di febbraio facciamo un evento con nostro ospite di oggi, Bruna Flaibani. Molto interessante, una persona veramente convinta, per usare le sue parole, del lavoro che la fa. E fa praticamente tutto da solo, ovviamente con un po' di aiuto della famiglia, però Bruna è proprio una delle persone che si può dire che è un one-woman show incredibile. Molto interessante di sentire le cose che dice Bruna, del biodinamico, delle buone pratiche agricoltura, molto interessante. Comunque, facciamo questa bellissima conversazione adesso, senza aspettare di più. Ti ho fatto aspettare più di 2 mesi praticamente. Scusami ragazzi, non sarà più una pausa così lungo. E allora cominciamo 2024 con questa bellissima conversazione con Bruna Flaibani. Io sono qui con Bruna Flaibani e volevo un po' cominciare con il tuo percorso, Bruna, perché spesso sul podcast sento un po' questa stessa storia. Abbiamo nostra famiglia, nostra terra, prima c'era degli animali, del frumento, dopo l'abbiamo deciso di cominciare. Però tu hai un percorso diverso verso il mondo di vino. Parliamo un po' di quello. Se qualcuno a 30 anni mi avesse detto che avrei fatto la vignaiola, mi sarei sbellicata dalle risate. Ma di dove sei prima cosa? Io sono bolognese con allora, un papà non marchigiano. Sei friulana? No, assolutamente. Okay. Non conoscevo il Friuli prima di conoscere mio marito. Ok, che è friulano. Che è friulano. Okay. Conoscevo solo Trieste, che è la Venezia Giulia, giusto appunto, quindi non il Friuli. E quando sono arrivata in Friuli, che ho conosciuto i miei suoceri che facevano vino per passione, quindi non erano un'azienda agricola strutturata, e ho bevuto il vino, ho detto wow, cosa ho bevuto fino adesso. E quindi piano piano mi sono appassionata. Io ho un naso e una bocca straordinari,
di mio, quindi ho questo piacere sia per il vino ma anche per il cibo. Ma questo è vero che solitamente le donne hanno sono più sensibili, hanno un naso, un palato più sensibile. Ma sai perché? Ci ho pensato a lungo. Perché le donne allevano figli. Ti immagini nelle caverne se non erano in grado di riconoscere a naso? Ho sentito anche questo. Secondo me è questo. Sì, perché praticamente dall'odore tu conosci il tuo figlio di un altro. Quasi. Assolutamente sì, no? È l'odore di mamma, sai che anche i figli dicono, no? Quando sono piccoli è l'odore di mamma, quindi secondo me sì, c'è questo legame che è proprio con i profumi e con l'odore, che è un qualche cosa di ancestrale. Sì. Ma ciascuno di noi, poi ti ricordi se assaggi qualcosa e chiudi gli occhi e vieni riportato in un'altra dimensione? Sì, assolutamente. Quindi quello è. Io ho sempre sentito delle donne, rarissimo se forse mai ho sentito di un uomo che dice io amo il profumo dei bambini. Sì. Che per me ha detto, per me sentono di cacca, non sento, però ovviamente c'è una cosa della mamma, delle donne che... No, è che la pelle che è un altro profumo, esatto, è il profumo della pelle. Ma come hai scoperto questo superpotere tuo? Beh, allora, io ho sempre saputo di averlo, con la differenza che era l'aspetto negativo, cioè tu senti anche le puzze, ovviamente, non solo i profumi, c'è molto di più puzza. degli altri, e quindi sei la rompiscatole di turno, no? Che dice, ma questa cosa qui, quella roba là. Mia madre mi usava per i tortellini, mi chiamava cane da startofla in bolognese, cane da tartufo, perché se c'era qualcosa che non andava o che l'impasto non era quello giusto, io lo sentivo subito. Però fino lì era un qualcosa di così, di gioco, ecco, non è... E io mi sono accorta di essere su una Ferrari, di averla guidata come una 500 quando mi sono approcciata al vino, per cui sono in grado di sezionare i vari profumi, ho memoria degustativa, per cui una figata, come si suol dire. Sì, molto bello. Allora, di Bologna, vieni di Friuli perché hai trovato questo marito friulano. Che vivevamo però a Bologna, quindi facevamo solo vacanze, poi coi figli, io ho fatto per 25 anni avanti e indietro, tutti i fine settimana, le vacanze, eccetera, e piano piano ho cominciato prima dalla parte commerciale, quindi affiancavo mio suocero nell'andare a vendere le bottiglie, poi con la cantina, quindi lo osservavo, si parlava con lui, mi ha insegnato un sacco di cose per quello che riguarda il vino, e poi mi sono trovata a gestire la vigna invece lì un po' più buttata, diciamo, e lì è scoppiato il grande amore, cioè nel senso che attraverso la terra e attraverso la vigna ho rifatto i passaggi all'indietro, quindi anche cambiare in cantina alcune cose legate più a un processo, come si suol dire, di insottrazione. Non riesco a darmi un'etichetta, odio le etichette in generale perché ciascuno di noi è diverso, no? Certo. Quindi però lavorare in sottrazione vuol dire in vigna come in cantina fare meno interventi possibili, che ha un'implicazione, che lo dico sempre a tutti, economica. Mm-hmm. Cioè tutti parlano di sostenibilità ambientale, che è bellissimo. Io sono una che ho tirato sui figli coi pannolini lavabili negli anni 2000, ok? Wow. Quindi questa cosa ce l'ho potente, ma il problema è che non si guarda mai l'aspetto economico. Se lo guardo a posteriori, sai quanti soldi ho risparmiato che a 16 mesi i miei figli erano già senza pannolino? Certo, sì, esatto. Capisci? È uguale per la vigna. Se io posso lavorare solo con rame zolfo, se non uso lieviti selezionati per nessun tipo di fermentazione, se non ho bisogno di coadiuvanti enologici, al di là del cappello, chiamiamolo, dei vini naturali, costa tutto molto poco. Quindi una piccola azienda riesce a essere sostenibile. Altrimenti non ce la fai. È giusto, perché io ho sentito più di una volta qualcuno che mi dice la sostenibilità non è solo l'ambientale, ma deve essere anche economico. Bisogna mangiare per fare sostenibilità ambientale. Se tu fai tutto il migliore per l'ambiente, però non riesci a vivere con il tuo prodotto, allora la sostenibilità non ha senso. Non ha senso, esatto. Bene, allora tu sei trovato dentro questa azienda che già esisteva, allora c'erano dei vigneti? Sì, c'erano già i vigneti, c'era già una cantina, c'era già anche un livello... Suocero. Sì, e allora, c'era già anche un ottimo... del tuo padre? Padre di mio marito. Padre del tuo marito, scusami. Padre del tuo marito. E comunque già di livello alto. Quindi, e tra le due
anche più complicato prendere in mano un'azienda del genere, perché hai un po' l'ansia da prestazione, no? Se tu parti dal nulla e piano piano fai, esatto, e ti trovi. Se tu invece parti da un certo livello ed è pericoloso commercialmente parlando, non si può scendere rovinare sotto, tutto. L'ansia da prestazione o del fare bene, insomma, ti consuma all'inizio. Quindi devo dire, a volte quando ci sono questi, chiamiamoli percorsi di destino, io penso di essere stato in una mia vita precedente un vignaiolo, se no tante cose non me le spiego, cioè questo istinto che maschio, non femmina, vignaiolo maschio, perché secondo me questo è un mestiere da uomini, ma non per la talentuosità, chiamiamola, o per l'approccio, ma perché per tante cose è faticoso, cioè richiede proprio una forza fisica, pensa a mettere giù pali, o lavare le barriche, girare le barriche, cioè queste cose qui, anche solo tirare i tubi, attaccare i tubi secchi, cioè veramente richiede una forza che per me è veramente oltre la mia stazza. Sì, tu non sei una donna super muscolosa, sei una donna molto, non voglio dire magro, ma sì, fine, sì, assolutamente. Fine. Ma hai più il fisico di una ballerina invece di un vignaiolo. Sono d'accordo con te, ho una volontà di ferro, è solo per quello che tiro sui secchi e faccio tutto il resto. Quindi, ma come mai che tu hai preso questo impegno forte, non solo mentalmente ma fisicamente? Ma perché a volte nella vita ti trovi a dover fare certe cose e quasi ti trovi in un turbine in cui, non dico non scegli, ma semplicemente ti trovi a farlo, finché, come nel mio caso, scopri che non solo ti piace ma anche ti riesce. In più, una fortuna incredibile, ma ho imparato che non sono mai fortune, è proprio un percorso di destino. Ho avuto degli incontri incredibili che mi hanno accelerato la capacità di comprensione di quello che volevo fare. Chi sono stati questi incontri più importanti per te? Primo, Saverio Petrilli, lui è vignaiolo, è nato enologo, ma insomma vignaiolo biodinamico da più di 25 anni, il quale conosceva benissimo Alex Podolinsky, che è stato uno dei 2 riferimenti della biodinamica mondiale insieme a Pierre Masson, lui in Australia, Pierre Masson in Europa, e che, me lo ricorderò sempre, noi eravamo in Consiglio FIVI insieme in quel periodo, il mercoledì mi chiama e dice: senti, ma Alex Podolinsky deve andare in Croazia, aveva già 90 anni allora, dice lo facciamo fermare in Friuli che è a metà strada, così sta un po' lì da te, organizziamo magari un incontro per parlare di biodinamica, poi lo porti a Trieste con un Flixbus, va a Zagabria. Mercoledì questo, e io sono al Consiglio della FIVI a Parma e il venerdì doveva arrivare Alex, quindi preparargli la stanza, e poi abbiamo organizzato su 2 piedi questo incontro su a casa mia, hai visto dove? Quindi la gente che arrivava a piedi con le macchine lasciate di sotto, dove hanno partecipato quasi una 70 di persone. Wow. Con lui che parlava appunto di biodinamica, e questo nel 17, poi anche nel 18 è tornato, e io uso il termine per osmosi, cioè a un certo punto io già praticavo biodinamica, ma come ti ho detto i miei figli hanno fatto la scuola steineriana, quindi conosco il pensiero di Steiner anche su altri profili, quindi so che il pensiero funziona, cioè che l'idea c'è, l'applicazione da parte degli uomini non sempre è così perfetta da vedere il risultato, no? E quindi io sapevo che c'era qualcosa che facevamo che non portava quel risultato che si vede nei libri di biodinamica, col terreno strutturato che cambia colore, le foglie che stanno, no? Queste belle vigne verticali e via dicendo. E devo dirti che con Alex credo che forse è stato 5 minuti nella mia vigna, l'ho portato in giro da vignaioli ma anche da produttori agricoli, quindi agricoltori in giro per il Friuli, e ho imparato guardando quello che lui faceva osservare dagli altri. È molto più facile, no? A volte osservare dove non conosci, più difficile diventa quando tu devi osservare sul tuo con un occhio diverso da quello che hai sempre adoperato. Ok, allora perché secondo me naturalmente proviamo sempre di rinforzare, di confermare il nostro bias. Giustificare, no? È il termine più giusto. Esatto, giustificare, perché c'è questo, non so come si dice in italiano, c'è confirmation bias, no? Sì. Abbiamo questa cosa che cerchiamo le cose che conferma le cose che già pensiamo.
Sai che ho trovato una bella definizione, te la regalo perché secondo me è bellissima, okay. sull'ego. Noi siamo convinti che l'ego sia quel qualcosa che ci fa dire che siamo più bravi degli altri, più forti, che sappiamo tutto, che gli altri non capiscono niente. L'ego invece, questa definizione la trovo molto più appropriata, è un qualcosa che sta dentro di noi e che ci protegge dalla sofferenza. Ok. Perché nel momento in cui tu scendi da quella cosa lì e cominci a guardare quelli che sono i tuoi problemi davvero, l'ego ti dice sei bravo, perché se vai a vedere che qualcosa non sei veramente bravo, comporta un percorso, la crescita è sempre un percorso di sofferenza. Certo. E quindi ti protegge dal fatto di lavorare su te stesso. Uh-huh. E quindi questa cosa qui è quella, poi il processo, se vuoi, che mi ha interessato direttamente in questi ultimi 4 anni, questo percorso meraviglioso di sofferenza e di crescita in contemporanea, in cui butti tutto quello in cui hai sempre creduto, in cui pensi che tu sei così, che si fanno le cose così, che quella è la visione giusta, e a un certo punto ricostruisci tutto con uno sguardo più obiettivo e anche intuitivo. Ho un sacco di aforismi che mi accompagnano, no? Sai, l'intuizione è il divino che scende in te. Ok. Sì, esatto. Allora tu, non avendo questo background, questo preconcezioni tu sei stato molto più aperto e non sei stato legato ai tuoi idee preconcette. Me l'hanno detto in tanti, però io vi vorrei essere lì, la vendemmia 2020, in cui non hai mai vendemmiato, mai curato la vigna e mai vinificato da soli, e ti trovi a doverlo fare, portare a casa il risultato. 2020? 2019 prima, ma la 2020 è stata un'annata per me difficile perché poi ho avuto un incidente personale, eccetera. Però al di là di quello, dalla 19 è cominciato, ma è stata tutto sommato un po' più semplice. La 20 più complicata, c'era il lockdown, non c'era possibilità di aiuti di nessun tipo, non sapevi se avresti venduto il vino e avresti avuto i soldi per poter mandare avanti l'annata, perché parliamoci chiaro, io per 6 mesi non ho venduto vino nel 2020. Certo, e quindi, come tanti. Sì, e quindi ti manca, no, la liquidità per poter, no? E quindi lì cominci a mettere in discussione un sacco di cose e lì è stata proprio la grandissima svolta. Diciamo che vinifico da sola dal 2019 e quest'anno è stata l'annata più serena di approccio, in cui Ma veramente... da solo cosa vuol dire? Che tu non hai un enologo, tu sei completamente autonomo di quello che fai? Sono completamente autonomo. Allora tu non hai il suocero che ti dice... No, sono io che lavoro da sola. Dal 2022 ho questo ragazzo, non so se si possono fare nomi. Certo. Edoardo Colapinto, carinissimo, giovanissimo, che ha lavorato in biodinamica in un'altra regione prima e che fa con me gli assaggi. Lui è enologo, quindi ha la tecnica, però riusciamo a ragionare, no, sulla mia esperienza, che conosco il mio vino e la mia vigna, la sua tecnica, e in cui troviamo sempre quel punto d'incontro che è la mia domanda specifica tecnica rispetto a una cosa che io farei distinto. Ok. E questa cosa, no, ha portato una mediazione con, secondo me, un'ottima crescita negli ultimi 2 anni per quello che mi riguarda di serenità, di approccio, perché chi fa il vignaiolo lo sa, non ci sono 2 annate uguali, quindi non è che tu puoi utilizzare l'esperienza e replicarla ogni anno. Ci sono 2000 variabili e quindi devi poterti adattare a quello che ti trovi in mano, quindi con un minimo di conoscenza, e nel mio caso l'esperienza è comunque limitata nel tempo. Ma come hai trovato questa abilità, questa idea di rimanere sempre molto flessibile? Perché secondo me certe volte c'è una formula che è stato... Ovviamente ogni anno è diverso, però c'è una formula che tutti i produttori lo fanno. Noi facciamo così. Ovviamente ogni anno un po' più caldo, un po' più bagnato, quello che c'è, devi aggiustare.
Però non lo so, forse per te che hai meno pregiudizi, meno legato ai tuoi pensieri, riesci a pensare in un modo più elastico, forse? Non lo so, è una bella domanda e ti riporto su questa cosa dell'istinto su cui tante volte io stessa mi meraviglio. Cioè queste cose che applico d'istinto, in cui ho imparato ad osservarle senza pregiudizio, quindi non dire no, questa cosa non si fa perché non la fa mai nessuno, eccetera. E l'osservazione dell'annata in vigna, quindi della diversità delle piante, di come si sistemano proprio le piante, ti portano a una diversità, l'abbiamo visto nei 3 friulani, completamente diversi in 3 annate, e anche nel rispetto di quello che trovi. Io sono una grandissima osservatrice dell'animo umano, ma perché mi piace, mi interessa. E trovo che molto spesso ci siano omologazioni all'interno dell'azienda. Intendo dire che tu riconosci un'azienda perché i vini sono tutti uguali. Prendi i bianchi, assomigliano tutti. E anche di vignaioli di cui ho grande stima e conosco che hanno insomma una bella mano. E ho pensato, osservando come si muovono e come raccontano, che in realtà tu cerchi da ogni vino di tirare fuori quella nota che a te piace. Ok. E facendo questa cosa tu omologhi il vino, perché ciascuno lo spingi o lo trattieni finché non viene fuori quella nota che a te piace di più. Ok. La cosa difficile invece è osservare il vitigno e lasciarlo lavorare indipendentemente da ciò che ti piace. Primo perché a volte ci sono delle trasformazioni strabilianti, per cui ci sono vini che sono pronti subito, vini che hanno bisogno di un po' di tempo. Però se dai fiducia a questo processo che prevede comunque tanta pulizia, tanta cura, cioè c'è un processo comunque diciamo chimico-batteriologico di un certo tipo, poi a un certo punto interviene un processo alchemico, non trovo un'altra definizione, in cui veramente il vino evolve anche attraverso la tua osservazione di ciò che succede nella bottiglia. E questa cosa l'ho osservata più volte, come ti dicevo anche nel Friulano 2021, in cui quando ho smesso di pensare che era il vino della mia sofferenza, lui si è liberato. Sarà passato anche 1 anno e mezzo di bottiglia, non lo so, però è veramente, no, si è aperto, perché noi comunque tarpiamo le ali, no? Cioè non siamo convinti, e quando noi non siamo convinti di un qualche cosa, quella cosa, guarda caso, non decolla mai. E non ti so dire da che cosa dipende, però l'abbiamo sperimentato tutti. Se in una cosa non ci crediamo, quella cosa non va. Ok. Nel momento in cui ci crediamo, ovviamente con delle basi, delle buone basi, questa cosa improvvisamente decolla. E quindi questo è l'approccio. Ma hai avuto un'intuizione che non è decollato, che volevi proprio che funzionava, però hai detto no, ho sbagliato. E beh sì, uno te l'ho raccontato, ho per fortuna rimediato il vino da solo, cioè questa cosa qui che avrei dovuto fare in un modo ed ero convinta che andasse bene così, invece poi scopro che non era la strada migliore. Per fortuna il vino me l'ha perdonato, me ne sono accorta in tempo. Per fortuna. E il vino me l'ha perdonato. Anche che vino era? Puoi dire o no? Sì, era il Friulano di quest'anno. Ok. Che a un certo punto avrei dovuto travasarlo prima, però non si fa perché si blocca la malolatica, eccetera. Io sentivo di doverlo fare e ho detto ma no, figurati, andrà benissimo così, non si tocca. E invece in realtà poi mi sono resa conto, no, che andava... Quando mi ha raccontato di quella faccia un po' puzzolente. Quella faccia puzzolente, poi per fortuna il vino si è ripreso, per cui adesso non si sente più, però veramente credo che sia stato questione di ore, cioè è beccato proprio il momento giusto. Ma anche questo è stato l'intuizione. Questa giusto. È stata l'intuizione giusta, sì. Anche se ti ha detto non si fa, però secondo me ma l'ho tirata avanti quasi 1 settimana, Questa cosa non si fa, no, va bene così, va bene così, va bene così, deve andare bene così. Lo assaggiavo e dicevo no, va bene così, ma sotto è quella vocina che ti dice ma la senti quella puzzetta lì? Vedi, l'intuizione, poi lo fai assaggiare altri e nessuno sente la puzzetta, la senti solo tu.
Questo è il problema. Tutti capisci? dicono no, è a posto, è a postissimo. è postissimo. E tu non sei convinta. Però dici no, va bene così perché è giusto così, si fa così e tutti ti dicono che è giusto così e non sentono. E tu però sotto hai quella vocina, no? E questa è stata una cosa recente. Di altre cose devo dire che in generale non prendo mai a mano un qualcosa in cui non credo fino in fondo. Okay. O forse sì, è successo quando ero più giovane, sicuramente. Diciamo, ultimamente, negli ultimi 10 anni, non ho mai fatto un qualche cosa in cui non credevo fino in fondo. O non ci ho messo tutta l'energia per arrivare in fondo, se no abbandono. Ma in genere, guarda, non incomincio mai un qualche cosa che non sia convinta di portare in fondo. Ok. Allora, tu stai parlando di 2019-2020, come è nata quando tu sei diventato completamente indipendente. Sì, però ho affiancato mio suocero già dalla 2014. Ok. Allora, ho cominciato 2014. Sì. Però sai, andavo e venivo da Bologna e cercavo di rimanere comunque qua durante il periodo della vendemmia e delle fermentazioni. È molto diverso esserci tutti i giorni che fare questa cosa qui. Certo. Però i rudimenti li ho presi, diciamo, in questo modo. Perché io ricordo che hai parlato una volta con Dennis, con cui ho lavorato a Bastiane, però quello secondo me era 2014-2015, perché era tanto tempo fa. Sì, però la consapevolezza è diversa. Allora, tu puoi vendere un prodotto di cui sei emozionalmente legata, ok? Diverso è quando tu arrivi a farlo con le tue mani. Uh-huh. Quindi questa è la differenza. Quindi emozionalmente, cioè io sono nell'azienda dal 2003, quindi sì, cioè non è che, diciamo, da sola vuol dire da sola. Ok. Prima c'è tutto un percorso ho fatto tutti gli aspetti. Da 2003, sì. Ok. E allora quindi, ancora molto prima di questo 2014. Sì, sono 20 anni in realtà. Ok. Però diverso, ripeto, è essere presente sempre dalla vigna alla cantina e fare delle cose spot in vigna o in cantina. Prima facevo delle cose spot, dal 2019, invece io mi sono trasferita nel 2016 in Friuli. Okay. Quindi dopo ero presente, dal 2019 proprio mi sono occupata interamente della vigna e della cantina. Ok. Tu hai detto qualcosa molto interessante quando siamo stati in azienda un'oretta fa praticamente, che hai detto che meno che hai pensato, occupato della vendita, più che hai cominciato di vendere. Questa cosa sai che potrebbe scatenare l'inferno, perché detto così... Tutti i commerciali, no? Ma in realtà ci sono... direttori di vendita diventano incazzati. Ma no, ma anche perché se non lo sperimenti in prima persona, certe frasi hanno poco senso. Che cosa intendo dire? Quello che ti dicevo, io su di me ho visto questo. Nel lavoro fatto su me stessa, attraverso la vigna e la cantina, ho avuto una consapevolezza diversa che mi porta a essere me stessa diversa e il vino che faccio diverso. Mm-hmm. Ok? Quindi nel momento stesso in cui tu ti concentri sul fare quello che senti giusto e buono per te, non hai più questa frenesia della vendita, perché ti concentri su quello che stai facendo e senti che è giusto e buono per te. Mm-hmm. Questo non vuol dire che non ti interessa vendere, noi tutti viviamo vendendo, perché altrimenti faremo altro, no? Però quando, diciamo, il primo posto della scaletta dei tuoi pensieri non è quello, improvvisamente cominci a vendere. Okay. Di più, nel senso che la gente ti cerca. Io ho fatto una mia personale statistica su come la gente arrivi a conoscere Flaibani che fa neanche 10.000 bottiglie. Mm-hmm. Ed è la statistica più varia, cioè non è statisticamente sensato, perché sono le maniere più disparate con cui la gente mi conosce. Per esempio? Per esempio qualcuno che si ricorda di aver bevuto quel vino, che ne so, 10 anni fa, e gli è ricapitata l'etichetta davanti e quindi ha detto vado in Friuli e assaggio Flaibani. Ah, ok. Che sono quelle cose che non hanno un senso logico,
Capisci cosa voglio dire? Non Sì, c'è. sì. Oppure gli ultimi che mi sono capitati proprio qualche giorno fa, in 2 diversi, che dicono l'ho trovato sul web, che vuol dire tutto e niente. Cioè, e quindi gli ho detto, ma perché non c'è la vendita online? E siccome in più parti si parlava ed ero incuriosito da questo tipo di agricoltura o da questo tipo di approccio, dovevo fare un viaggio, ho deciso di venire in Friuli. Quindi ovviamente è andato anche in altre aziende, ma interessante, no? Cioè, che cosa ti stimola a una conoscenza diretta? E ritorniamo sempre lì, no? Cioè la trasmissione di un qualcosa che va al di là del bene di consumo. Io ho sempre pensato che il vino sia sicuramente un alimento, perché è l'unico prodotto agricolo che contiene alcol. Ci hai mai pensato? E che puoi fare agricolo, perché lo puoi fare una sola volta l'anno. La birra la puoi fare quanto vuoi, lo spirito, la grappa. Giusto. Noi siamo legati alla terra, siamo contadini prima di tutto, quindi abbiamo questo fortissimo legame con la terra e con la stagionalità, ma in realtà è un bene voluttuario. Noi possiamo tutti vivere assolutamente senza vino, non possiamo farlo se non avessimo qualcosa da mangiare, ma nonostante questo il vino rimane comunque un qualche cosa che la gente ricerca. E io penso che mentre il cibo, diciamo, da mangiare al corpo, il vino passa ad un altro livello. Pensa alla capacità che ha di mettere sconosciuti attorno a un tavolo a parlare di qualsiasi cosa. Certo. Ok? Credo che siano pochi alimenti che ti danno questa possibilità. Io dico sempre, se fossi un produttore di patate non saresti qua a intervistarmi, sicuro. Okay. Se fai invece vino sei più figo, sei più interessante, no? Quindi c'è un qualche cosa che veicola il vino al di là di tutto. Forse fai più soldi facendo delle patate. Probabilmente fai meno fatica, senza togliere nulla a quelle che fanno patate, che non possono vivere solo di patate. Però se tu pensi, no, la gente non si rende conto, per esempio, quanto sia totalizzante il mestiere di vignaiolo, perché in realtà l'unico momento in cui hai meno da fare, non niente, ma meno da fare, è passato, cioè dal 1° di dicembre a fine di dicembre. Un'azienda piccola come la mia può permettersi di cominciare a potare quando è veramente tutto fermo, quindi ormai col caldo che fa si arriva a gennaio, e poi da gennaio c'hai prima la potatura secca e poi cominci con i primi trattamenti, potatura verde, la capannatura e via così fino alla vendemmia, alle fermentazioni. Metà di novembre, se ti va bene, se fai rosso hai finito, e dopo però ricominci, no? Comunque, e quindi sicuramente è un lavoro da questo punto di vista totalizzante, ma che coinvolge la parte emozionale delle persone. E quindi questo è un grandissimo, è anche se vuoi come posso dire, una missione, no? Perché appunto chi viene conosce magari un territorio attraverso il vino, non verrebbe ad assaggiare le patate, capisci? Cioè quindi arriva e conosce non un territorio solo vitivinicolo, ma proprio un territorio culturale, sociale, un qualche cosa di diverso. Quindi da questo punto di vista abbiamo veramente tanto da dare e anche tante responsabilità, insomma. Certo. Parlando di responsabilità, perché secondo me anche questa fa parte di una responsabilità all'ambiente, tu sei 100% biodinamico. Sì, ho anche una certificazione che si chiama BD Farmer, Okay. che è una certificazione privata come lo è la Demeter. E siamo un gruppo di 16 vignaioli per adesso, è una certificazione che nasce dal basso, cioè è stata voluta da noi vignaioli, con un disciplinare molto rigoroso. E la parte più bella, secondo me, che ho apprezzato tantissimo nella stesura di questo disciplinare, è che i preparati biodinamici che adoperi, che quindi vanno segnati nel quaderno di campagna alla stregua di qualsiasi altro trattamento, devono però avere un'efficacia, cioè si deve vedere il risultato di quei preparati. Quindi ci sono 2 mentori, che sono 2 vignaioli esperti, che vengono il primo anno
a vedere se nella tua applicazione dei preparati si vede il risultato nel vigneto. Ah, ok. Quello che vedevamo, no? L'aria nel terreno, quindi il terreno soffice, il portamento della vigna in quelle foto che guardavamo. E quindi analisi residuali sui vini, di una quantità di residui impressionanti, e quindi diciamo un qualche cosa che sia credibile prima di tutto per noi, perché ovviamente per mettere in piedi una certificazione stiamo spendendo una quantità di soldi che non è commisurata, però come sempre, no, un ideale, un qualcosa in cui credi, lo sostieni dal basso. Quindi speriamo che insomma ci siano altri che hanno intenzione di aderire, perché io credo che la biodinamica sia l'agricoltura del futuro. Per tanti motivi. Il primo, che ti farà ridere, ma è questo, il lavoro su te stesso. Ok. Quindi prima di tutto fai questa grande crescita personale, non puoi fare biodinamica se non ti sei messo in discussione. Prima di tutto quello. Sempre tornando di questo legato, di questo non puoi lego. fare niente che valga la pena di fare se non lo fai con coscienza e con consapevolezza, se no che senso ha? Cioè... E allora praticamente tu devi fare questo diciamo, come si può dire? Te ne accorgi solo dopo, Wayne, questa è la cosa divertente, perché okay, in spiegami. realtà è solo quando tu incominci un percorso di un certo tipo e quando ti accorgi che funziona e ti guardi, sai che non sei più quello che sei partito. Perché hai dovuto mettere in atto strategie di tipo diverso, l'osservazione, il fatto di avere il coraggio, per esempio, di ridurre, ma non ridurre tutto in una volta, ridurre piano piano. Noi abbiamo fatto un programma da sempre sotto i 3 kg di rame. Adesso siamo arrivati a 4 per il biologico, ma prima erano 7. Noi dal 2012 siamo sotto i 3 kg di rame, ma a volte anche non raccogliendo poco. Ed è quello il controsenso, no? La rigidità di dire voglio essere a 3 kg di rame, ma poi non raccolgo. Ok? Cioè anche queste cose non hanno... Io ti ho detto 22-23 fioriture eccezionali, ho fatto una produzione eccezionale che in collina è quasi da incredibile, no? Io stessa sono stupefatta, ma se la conduzione in un certo modo funziona, la terra stessa ti ripaga. Quindi, ma te ne accorgi come sempre all'indietro. Quando uno fa un progetto, chiamiamolo personale, come fa a sapere come sarà fra 2 anni se non cambia la barra man mano che procede? Ok? Quindi per questo che dico occorre un processo personale, che non vuol dire che tu sai già, ma che perlomeno ti metti nella condizione di voler capire e cambiare. Soprattutto voler capire. Quindi quando ti metti in quella condizione lì, quando arrivi vicino, perché nessuno di noi è mai arrivato, perché quando capisci di essere arrivato c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, perché in realtà non arrivi mai da nessuna parte. Però quando ti rendi conto che sei sulla strada giusta e riguardi indietro, non puoi essere uguale a quando sei partito. Quindi questo è. Allora a questo punto è ovvio che tutto funziona. Allora tu devi entrare dentro questo, diciamo, guarda, ti porto processo. Un esempio che ti fa capire perfettamente. Per anni ho rotto le scatole a Saverio Petrilli e a Bridget Olsen, che è la ragazza che fa i preparati biodinamici, per chiedere, loro sono tra l'altro in Toscana, quindi in un'altra zona, quando è il momento giusto per fare il 500. E Saverio mi dice questa roba che all'inizio ho sorriso, perché dice, ma cosa mi sta dicendo? Mi dice, quando l'erba in primavera diventa più verde, quello è il momento di fare il 500. Ok. E tu, cioè, dici, mi hai dato una spiegazione che, come la uso? Cosa vuol dire l'erba diventa più verde? Stai cercando una risposta esatta. Cioè, allora tu osservi, ovviamente ti capita una volta all'anno la primavera, quindi anche questo, in agricoltura c'è questa cosa, non puoi replicare, cioè capisco adesso, non sono sicura di aver capito, devo aspettare un anno, vale per quando vinifichi, vale per qualsiasi cosa. Sì, esatto. E quindi, diciamo, da 2 anni a questa parte, cacchio se vedo quando l'erba cambia colore. Ti potrei dire anche che sento la vitalità dell'attività microbica, cioè vedi che è cambiato qualcosa.
E questa roba qui non la puoi spiegare se non nell'attenta osservazione per anni di quando diventa più verde. Poi a un certo punto lo vedi. Ok. E a quel punto sai che c'è quella settimana, tanto da mollare come mi capita in autunno, in piena fermentazione, 2022, che è stata comunque un autunno lunghissimo, e a un certo punto però ti accorgi che quello è il momento di farlo, quindi sei in fermentazione e prepari il 500 e vai, perché sai che sta cambiando e sta arrivando l'inverno e devi approfittare dell'ultima attività microbica per spargere il 500. Mm-hmm. Questo è il processo. Non so se riesco a spiegarmi. No, cioè no. c'è la teoria e poi improvvisamente c'è la pratica in cui tutto diventa facile, passami il termine che facile non è, ma diventa evidente. Ecco, il termine ancora più giusto è questo. È come se tutto fosse coperto dal famoso velo di cui parlano i filosofi. Ok. E a un certo punto tu puoi tirare sul velo e vedere. Ecco, Sì, e vedi tutto. questa attività richiede un lavoro. Ecco. Un lavoro, sì, un lavoro, un più attenzione e essere aperto con se stesso di non essere così rigido e dice che ho sempre qualcosa da imparare. Parla una che è rigidissima, cioè sono stata per anni rigidissima, io sono una anche, come ti dicevo, una forza di volontà incredibile, sono una grandissima organizzatrice, se no non potrei sopravvivere per come è combinata la mia vita, ma a un certo punto ti accorgi che devi mollare. Molli qui, tieni là, molli qui, tieni là, e a un certo punto ti trovi che riesci a mantenere un equilibrio come la Dea Kali, ma ti è abbastanza facile e fai molta meno fatica di prima. Ma quando era questo momento, quando tu hai deciso che la biodinamica era giusto per te? Perché è una scelta che pochi lo fanno. Beh, tu tieni presente che i miei figli hanno fatto la scuola steineriana, quindi io prima di tutto sono stato genitore di scuola Waldorf. Ok. E già uno che sceglie una scuola libertaria e sceglie di spendere metà del budget familiare in una scuola libertaria che, essendo autogestita, ha dei costi folli, okay, perché non hai nessun contributo, già questo ti porta in una situazione, diciamo, diversa. I tuoi figli ma da quando erano piccoli sono andati sempre a questa scuola? Sì, hanno fatto dalla scuola dell'infanzia, al giardino d'infanzia, fino all'ottava, che è la terza media, perché è previsto un ciclo che va dalla prima all'ottava, quindi la media è compresa in questi 8 anni. Ok. E lì ho visto l'applicazione di un metodo che funziona in maniera diversa dagli insegnanti, che lo incarnano in qualche modo in maniera diversa, e ti accorgi quando l'insegnante è perfettamente dentro al metodo, come lo porta ai bambini, e chi invece sta cercando di interagire con questo metodo e arriva a scatti, non so come dire, e te ne accorgi sui figli. Quindi che funzionasse il metodo non avevo dubbi. Ok. Perché l'ho visto sui bambini, che sono qualcosa che di più plasmabile non c'è, ok? Quindi ero certa, ma pur applicandolo non vedevo questi risultati così evidenti in vigna. Per cui lì è cominciato la mia ricerca e la mia domanda. Cosa faccio che non va bene? Ok. Capisci che già, perché molti dicono la biodinamica non funziona perché non ho visto risultati. Prova un anno, ma non mette in discussione il metodo con cui è applicato. Cioè non basta avere... Torniamo al vino, perché se io ho un buon lievito selezionato farò un buon vino. Ok. È la stessa cosa, solo perché butto un preparato penso di avere un risultato. Ok. Devo usare buone pratiche di agricoltura, quindi una buona gestione del terreno su cui vado a inserire il preparato. Ma allora uso buone pratiche di agricoltura? Capisci? Cioè va messo in discussione un sacco di robe. Io ho trovato il mio vicino di vigna che mi guarda e mi dice: quelle cose lì le faceva mio nonno quando io ero piccolo, e gli ho detto: cacchio, se me l'avessi detto prima mi sarei risparmiata 4 anni di esperimenti, no? Ok. Perché effettivamente c'è una capacità dei vecchi, non tutto diciamo è buono, ma sicuramente, no, quando c'erano meno soluzioni c'era più sperimentazione e più prove. Quando perdiamo il vecchio, a volte non è che non siamo in grado di ottenere lo stesso risultato, ci vuole più tempo. Ok. Quindi è da lì che è iniziato. Io avevo la certezza che il metodo funzionasse. Ho messo in discussione, forse è da lì cominciata la mettermi in discussione, perché ero così sicura che funzionasse, e non vedendolo in maniera così evidente ho cominciato a cercare il perché. Ok.
E da lì poi sono nati tutti questi incontri, parlando appunto con Saverio Petrilli, perché non mi succede, il quale veramente lungimirante non mi ha detto, me l'ha detto solo dopo, ho visto che c'era in te talmente tanta tensione nel voler capire che solo Alex Podolinsky poteva farti decollare. Ok. E quindi tanti piccoli aneddoti legati a questo mi hanno portato veramente in pochi anni a centrare l'obiettivo. Ma guarda, quest'anno è venuta gente in vigna, ha guardato e mi ha detto: non è possibile che tu abbia su tutta quest'uva sana e così. Allora, io un'altra annata così non la vorrei rifare, nel senso che a momenti ci lascio le penne perché è stata faticosissima, però in effetti ho portato a casa l'uva e lì è stata la consapevolezza che il metodo funziona, perché in un'annata così difficile ho portato a casa la stessa uva del 2022. Sì, infatti, in un'annata quando ho sentito di tanti altri produttori che e ho preso pure la casa... grandine, quindi uno dice ma prendi la grande, perché? Perché non cimo, quindi faccio la tettoietta sopra. Okay. Per fortuna non mi ha preso di fianco ma mi ha preso dall'alto, avevo dei buchi importanti sulle foglie, ma sulle foglie che hanno Certo. attutito prima di arrivare al grappolo, e dove ha preso il grappolo non si è spaccato e non ho avuto marciumi. Anche lì quindi la tensione della buccia, no? Che è elastica, estremamente elastica. Ho visto, ormai non ho più né marciumi né bottriti, anche questo prima c'erano, sono sparite, quindi cos'è? L'equilibrio della vigna? Cioè non è come sempre, il risultato non avviene solo perché muovi una cosa, sono tante le cose che devono trovare un loro equilibrio, quindi come ti dicevo sicuramente la biodinamica, ma le buone pratiche di agricoltura, ma l'osservazione di determinate cose, la conoscenza della tua vigna. Non puoi applicare per esempio il trattamento uguale sempre dappertutto. C'è la vigna in zona più, diciamo il vitigno più sensibile in zona sfigata, e quello sarà l'ultimo che tratti a ridosso della pioggia, per esempio, no? Queste sono appunto buone pratiche di agricoltura, con 3 ettari più semplici ovviamente. Sì, perché volevo chiederti, perché ovviamente buona pratica agricoltura non uguale biodinamico. Sono due cose diverse. Assolutamente sì. E allora volevo un po' capire la definizione di buona pratica agricoltura, perché ripeti spesso questa frase. Sì, perché si vede se anche se uscissimo dal vigneto, ma guardiamo qualsiasi cosa coltivata dall'uomo, se c'è equilibrio, sono state applicate buone tecniche di agricoltura. Intendo dire che se tu muovi un terreno compattato e dove c'è compattamento non c'è aria, e dove non c'è aria non c'è vita, intendo microrganismi che sono in grado per esempio di trasformare l'azoto. È inutile che io concimo se poi l'azoto non viene trasformato, la pianta non è in grado di assorbirlo, ok? Sembrano robe scontate, io l'ho lette sui manuali di agronomia con mio figlio ultimamente, e come ne parlavo con l'agronomo che mi segue, come ti dicevo per cellulare, qualche visita, che è Davide Mosetti, che è veramente una persona straordinaria, e lì ti accorgi che quelle che sono i fondamenti, diciamo, dell'agronomia, la gran parte della gente se l'ha dimenticati. Ok. Quindi se ho un terreno compattato, mi devo porre un problema, perché la vigna non può stare bene. Ok. Eppure vedi queste belle careggiabili, belle, no? Soprattutto nel 2023, entro dentro continuamente per trattare, compatto il terreno. La sottoscritta, io so di essere un po' folle, su questo non ho dubbi, ma sono entrata a piedi, a spalla, non sono entrata col trattore, perché se disfo la struttura del terreno non riesco più a ricostruirla in così poco tempo, e se entro dopo tanta pioggia col trattore la disfo, entro a piedi. Ok. Ok, uno dice sei matta, ma no, perché ho portato a casa l'uva, cioè questa Certo. è la differenza, cioè questo mi dà la misura di quanto forse non sia così pazza, no? Perché certe tecniche mi permettono di arrivare in fondo. Sono faticose? Sì, tantissimo. Sabato, domenica, festivi, Certo. sì. Questo è inevitabile, ma questo è un lavoro votato al sacrificio, cioè non c'è dubbio. Esatto. E allora cosa trasmette, o cosa vuoi trasmettere tramite tutta questa fatica e queste buone pratiche di agricoltura dentro il vino? Perché adesso stiamo assaggiando un po' di friulano, e quello che con la degustazione che abbiamo fatto con te poco tempo fa, e trovo una sensazione di vino naturale senza i difetti, che per me è un grandissimo salto in avanti.
Perché spesso si trova questa insistenza di fare pratiche naturali, però viene fuori un vino che per me è difettoso e non ho trovato dei difetti nei tuoi vini. E allora cosa ti porta avanti questa tecnica e cosa vuoi esprimere tramite i tuoi vini? Sai, mi è fatto venire in mente una cosa. Chi segue un certo filone in realtà è amante del bello e del buono, ma del bello. Cioè, un vino che è difettato non è bello. Prima ancora di essere buono non è bello, non trasmette un'armonia e non è bello. Quindi questa cosa qui secondo me è la prima cosa che mi porta avanti. Io sono estremamente critica con i miei vini, ma perché io devo essere contenta quando lo bevo. Certo. Prima di tutto, io devo sentire quello che c'è. Quando tu mi domandi cosa voglio trasmettere nel vino, in realtà io non voglio trasmettere nulla. Semplicemente sono entusiasta che la vigna possa parlare attraverso un vino che rimane vivo esattamente come la vigna quando ci cammini. Questo è stato per me la grande sorpresa, guidata anche da Alex Podolinsky nell'assaggio sicuramente, in cui mi fa osservare e dice: senti come vibra e come tu senti tutti i sapori distinti anche quando l'hai deglutito. Abbiamo assaggiato annate più vecchie, buone, sì. ma non era così. Non c'era questo, io lo chiamo il vino fotocopia, cioè tu lo deglutisci e ti rimane come carta carbone in bocca il vino e hai tutte le sfumature del vino come se fosse ancora lì, la sua ombra, non so come dire, la sua essenza, ok? Questa roba non è che tu puoi volerla o gliela puoi mettere in cantina. Questa roba nasce da molto prima. È per quello che io sono estremamente entusiasta di questa cosa, perché io sono sicuramente consapevole, ma sono uno strumento che permette di portare quella cosa lì fino là. Ok. Se vuoi, qui c'è un lavoro appunto sull'ego, perché è facile dire come sono stata brava, no? Ma in realtà adesso come adesso non me ne frega niente di essere brava. Mi interessa che quando bevo sono contenta. Ok. È un livello diverso. Okay? Sì. È un livello assolutamente diverso. È il piacere di un qualcosa di bello che provo anche con altri vini di altri vignaioli, cioè la stessa sensazione di appagamento che ho col mio vino, se sono un bevitore, lo trovo con altri. Purtroppo non tantissimi, ma perché? Perché sento che chi fa scelte diverse non crede fino in fondo in quello che sta facendo. Io credo che sia lì la chiave. Ok. Allora tu devi essere convinto delle cose che stai facendo, praticamente. Sì, ma anche lì attenzione all'ego, perché un conto è essere convinto perché sono bravo, perché si fa così, ok? Veramente la sfumatura è sottile, ma fa parte di quel lavoro personale in cui a un certo punto tu sei convinto perché non può essere diverso da così. Non hai bisogno di raccontartelo, Ok? Capisco. Allora parliamo di questo friulano, perché tu hai parlato di una cosa oggi che io non ho mai sentito prima, il Tokai giallo dal peduncolo rosso, e mi ha fatto anche vedere delle foto. Sì, c'è anche un libro, è quello di Enos Costantini e Carlo Petrussi, in cui si parla di questo vecchio biotipo di Tokai. Sai che il Tokai può essere giallo o verde. Questo l'ho sentito prima. Ma e il Tokai giallo sarà un sentito. 10% rispetto al Tokai verde, era soprattutto nella zona, diciamo, di Cividale Collinare, quella che va verso la Burda, il Savignonnas, no? Di cui si parla, è il Tokai giallo. Questo, abbiamo visto le foto, ha il peduncolo rosso. Tu pensa che per anni io ho usato queste escamotage, parlo degli inizi degli anni 2000, per spiegare perché il nostro Tokai non sapeva di Tokai. Ok. Perché commercialmente parlando, in un periodo di omologazione come sono stati i primi anni 2000, se tu facevi una roba diversa eri out. Okay. Adesso è figo fare qualcosa, no? Esatto. di diverso, ma allora non era così. Secondo me è cominciato così, di trovare questi
modi di differenziare. Il ramato, che Sì. l'abbiamo parlato prima, che tu facevi da sempre. Che Però, non vedevo una bottiglia, giusto esatto, appunto. esatto, che deve fare il bianco praticamente dell'acqua, però è cominciato tantissimi produttori di fare il ramato perché in quell'oceano di Pinot Grigio bianco dovevi differenziarti, ma metti in bicchiere, ma che cos'è questo? Questo non è Pinot Grigio. E dopo si racconta la storia dell'uva. Certo, il problema è, ritorno un attimo sul discorso del Tokai. Il primo problem solving è stato quello di non chiamarlo, allora si poteva chiamare ancora Tokai, di non chiamarlo Tokai, Ok. anzi scusami, perché 2012 era già friulano, Di chiamarlo friulano. bianco. Ok. Se tu leggi la mia retroetichetta c'è scritto Infatti, bianco, ma infatti. la riga dopo dice 100% friulano. Perché così come per il Pinot Grigio a suo tempo avevo scritto piccolo piccolo ramato, perché volevo che chi prende, non so se hai visto faccio retroetichette parlanti, perché sullo scaffale intanto aiuta chi vende a ricordarsi cosa sta vendendo e anche chi acquista a sapere cosa acquista, se è un rosso cosa c'è dentro e via dicendo. Raccontare il fatto che è un biotipo diverso eccetera mi aiutava a spiegare, attento, che se prendi questo bianco qui che c'è scritto 100% friulano, non ti trovi il friulano classico, ma era una forma di protezione. Ok, perché nessuno mi venisse a dire ma tu fai un Tokai che non sa di Tokai. Aspetta, te l'ho scritto lì dietro però che è diverso. Ok. Quindi quella retroetichetta è la stessa dal 2012 in cui spiego questa differenza, ma era una forma di protezione rispetto all'omologazione, che allora non si chiamava così. Okay. Era la normalità, ma chiamiamola così, ecco. Quindi il primo passaggio è stato quello. Dopodiché il racconto di questo Tokai giallo dal peduncolo rosso mi serviva per raccontare il perché era diverso. Nel frattempo, per mia fortuna, è cambiato l'approccio al vino, quindi c'è più richiesta del piccolo produttore, delle cose particolari, delle vecchie vigne, eccetera, eccetera, e quindi questo mi ha aiutato tantissimo a promuovere un prodotto così diverso. Tant'è vero che chi è un po' più esperto e lo assaggia alla cieca dice c'è scritto bianco, no? Bianco, uvaggio. Ma uvaggio di che? Cioè, a che cosa assomiglia? Certo. In realtà è proprio una cosa diversa. Abbiamo visto in vigna che ci sono viti che sono centenarie, da cui diciamo si può ripropagare il materiale e quindi avere questo vecchio biotipo che è appunto particolare. Interessante è anche il fatto che ha un gene suo di resistenza alla peronospora, e l'ho visto quest'anno benissimo, perché viti di 100 anni fa, ti immagini il contadino che andava con l'os ramatos a spalla, dove dovresti colpire la pagina inferiore per fermare la peronospora, invece se ti va bene prendi quella superiore. E in più il vino era un supporto all'alimentazione, quindi non c'era questo interesse e questa cura che c'è adesso, quindi le piante ce la dovevano fare da sole e quindi anche lì la pianta evolve, no? E si abitua, e quindi in una zona che è la più piovosa d'Europa la vite sa fare il suo lavoro, per cui ti ripeto, è anche per questo poi che porti a casa l'annata con più serenità, perché hai delle viti comunque vecchie che comunque sono più resistenti alla peronospora, e quindi un'annata come la 2023 è un'annata, non dico normale perché poi ci sono gli eccessi, ma come quantità di pioggia, mettiamola così, è comunque non molto lontana dalla normalità di 40 anni fa. Ok. Questo è ancora più particolare, questo Tokai 2021 sembra, come dicevamo, un friulano del sud. A me fa venire in mente proprio la costiera amalfitana. Forse perché è stata un'annata molto molto calda in Friuli, molto calda, poco piovosa, quindi con un clima quasi molto più simile a un clima marino. Forse anche il substrato, no? Su cui affonda le radici la vigna è questo. E mi piace anche l'idea, ragionavo l'altro giorno, che siccome al naso ha questo profumo di Calicanthus, che è questo fiorellino che fiorisce in inverno, che è fatto proprio come un piccolo sole. E quindi dico che questo è un vino che porta il sole dentro, ed è anomalo anche per me, mai fatto un friulano che sa di fiano, ecco. Friulano che sa di fiano. Un fiano friulano. Però così è, visto le altre annate sono diverse, ma come giusto che sia, no? Quindi segui anche, come si diceva prima,
non vuoi ottenere per forza un qualcosa che sia sempre uguale, perché le annate non sono sempre uguali. Ma certo. E quindi ti affidi. Altri, ovviamente, oggi abbiamo assaggiato il friulano, il pinot grigio, altri bianchi che fai? No, io sono una woman in red. Questa mi piace. Ho solo un bianco, che è il friulano, perché già il pinot grigio è super ramato. Esatto. Quindi sono una rossista, che tra l'altro la cosa meravigliosa di questo periodo è che ormai credo che l'85% dei vini prodotti in Friuli sia bianco, se non sbaglio, le ultime non statistiche. So quindi i rossi numero, sono però rimasti pochissimi, sì. Ma invece adesso finalmente riusciamo ad avere i rossi che arrivano a maturazione con questo cambiamento di calore. Esatto. E quindi riesce a fare dei rossi straordinari con un bel equilibrio tra profumo e corpo, che ormai in quasi nessun'altra parte d'Italia fanno, perché se scendi sotto il Friuli è Africa come temperatura. E quindi c'è anche questa meraviglia di poter giocare moltissimo anche su dei bellissimi rossi in vendemmia. Sì, ma spesso tra le persone che conosco questa insistenza del Friuli di puntare 100% su terra di grandi vini bianchi, che è un terra di grandi vini bianchi, ma non solo adesso, abbiamo anche dei grandi vini rossi e dobbiamo, dobbiamo essere la terra dei grandi vini. Beh, sai, io sono però in una zona, sono ancora a Cividale, ma si legge il cartello Prepotto, sotto da casa mia, quindi sono in una zona da rosso in realtà, perché questa zona è terra di Schioppettino, ma di Cabernet Franc, di Merlot, Tasselenghe, Pignolo, esatto. Cioè questa è la zona, quindi è proprio una zona da rosso. Hai una passione particolare per lo Schioppettino. Beh sì, allora intanto devo dire che quello che mi piace tantissimo dello Schioppettino, che io chiamo il vino wow. Ok. Tu pensaci, quando tu bevi uno Schioppettino che ha pepe, ha rosa, amarena, elegantissimo, questi tannini, che ci sono, ma sono mai troppo invadenti, questa freschezza che comunque porta, cioè tu bevi e dici se non lo conosci dici cosa sto bevendo, quindi poi come abbiamo detto difficilissimo tirarci fuori i piedi in vigna, l'avevano abbandonato mica a caso, cascola in fioritura, è sensibile al rame e alla peronospora, per cui anche i trattamenti fatti sullo Schioppettino richiedono un'attenzione particolare. Però poi alla fine sai quale potrebbe essere il risultato finale e mandi giù il rospo e vai avanti così. Però sì, a me piace in modo particolare, però come abbiamo assaggiato anche Refosco e Franconia, cioè mamma mia, ci sono comunque rossi che possono fare delle cose veramente molto belle. Anche lì io sono un po' una rompiscatole di natura, chi mi conosce lo sa. Io noto che ultimamente ci sono tanti vini testosteronici. Vini? Testosteronici. Ok. Sai cos'è il testosterone negli uomini? Ma certo. Ecco, però prova a traslarlo su un vino rosso. No, tu devi spiegare questo. Un vino testosteronico è un vino che è troppo macerato, troppo appassito, troppo passato in legno, troppo, ok? Quindi io li trovo il testosterone maschile in cui io voglio il massimo, ok? Ma non sempre il massimo si adatta a tutti i vitigni. Certo. Ok, quindi ce ne sono alcuni su cui ottiene degli ottimi risultati e su degli altri che sono testosteronici, cioè sono troppo. Ok. Non c'è equilibrio nel tannino, non c'è equilibrio, non sono aggraziati. Che aggraziati, come dico sempre, non vuol dire scarico, Cioè la grazia e l'eleganza di un vino non è un vino scarico. No. Ok, ecco, a volte trovo che manchi quell'equilibrio. E a volte nei rossi lo trovo. Io ho sempre riso pensando che con tutti i bianchi che fa un vignaiolo, secondo me quando arriva il rosso è troppo stanco per metterci la testa. E quindi ci sta, perché si pensa mette tutta questa energia nella produzione del bianco e dopo si dice dai. Ma pensa quante varietà fa ogni singola azienda, perché se le trova spesso in azienda, sì. Cioè anche da vecchie vigne. Pensa quando arrivi al rosso, no? Perché il bianco sei stato lì, no? Ne hai diversi, segui. Arrivi al rosso perché il bianco tutto sommato si chiude abbastanza velocemente, poi lo devi seguire. Il rosso invece il lavoro incomincia in realtà quando ha finito la fermentazione alcolica. Ma sai perché... che io devo ammettere una cosa, e questa è una storia vera. Quando ho lavorato in cantina, che ho fatto per 5 anni, quando è finito i bianchi, ho detto
adesso la vendemmia è finita. Vedi che ho ragione. Anche se c'era dei rossi da fare, però ho detto, ma i rossi sono più semplici, i rossi sono più easy, fanno da soli praticamente. Non è però proprio i bianchi dovevi stare indietro ogni giorno, invece i rossi, ok. È vero, da un certo punto di vista, il bianco Però ti richiede un'attenzione, però il rosso vai avanti fino a Natale a stargli addosso, capisci? Sì. Quindi se tu ci hai messo e incominciato, che ne so, ai primi di settembre coi bianchi, poi sei stato dietro fino all'ultimo, poi ricominci coi rossi e sai che fino a Natale non molli, a un certo punto capisco che appunto poi, sempre molto focalizzati sui bianchi, ti senti che quelli sono i vini su cui puntare di meno, e forse anche per quello. Poi ci sono delle bellissime eccezioni in Friuli, sui rossi, per l'amor di Dio, però certo. È il vignaiolo stesso che ti dico, secondo me arriva stanco a fare i rossi. Nel mio caso in realtà io ho solo rossi e quindi parto già sciolta. Certo. Parliamo del futuro, cosa c'è il futuro della tua azienda, cosa va avanti, cosa vedi nei prossimi anni che vuoi fare, che vuoi realizzare, che vuoi ma in realtà sognare. Non voglio realizzare niente, quello che è sicuramente vero è che continuerò a fare questo mestiere finché sarò in grado di farlo, perché ci sono tante variabili, compresa anche l'età, cioè nel senso che faccio delle cose come fossi una ragazzina, ma non è più così, e quindi mio marito lavora fuori regione, quindi io sono comunque da sola a gestire l'azienda e quindi a volte diventa veramente... ho l'aiuto, non so, di mio figlio, di mia figlia, però anche loro studiano, quindi non è così semplice. Quindi in realtà vivo al momento, perché un po' perché anche questo periodo ti richiede, periodo storico intendo, ti richiede dello stare del qui e ora. Perché per come stanno andando le cose è difficile pensare a un futuro che possa essere uguale al presente o al passato. Mm-hmm. Diciamo che dopo quello che è successo col Covid sono cambiate talmente tante cose che abbiamo la misura di quanto possano cambiare velocemente cose a cui nessuno pensava dava importanza, no? Mm-hmm. Quindi in questo momento mi concentro su ogni singola annata. Questo è il momento in cui incominci la potatura e dici, ma chissà che annata sarà. Perché tu ti prepari guardando la vite come la poterai, ma in realtà non sai che cosa succederà. Come ti dicevo prima, tutti dicono ma l'annata è andata bene perché il tempo è stato bello, ma chiedetemi com'è andata la fioritura. Okay. E da lì ti posso dire che annata sarà, no? Quindi incominci presto a rapportarti con la stagionalità, con le piogge, col freddo, col caldo, con la grandine, con tutto quello che c'è, cioè hai un cielo sulla testa e quello è. Quindi ogni annata è già una conquista da questo punto di vista. Io sai che sono molto essenziale perché in realtà ho strumenti più che artigianali, una cantina che è un garage sostanzialmente, nel senso che è piccola piccola, e quindi non ho in previsione di fare grandi cambiamenti, ma perché credo che sia giusto così. Anche perché a volte qualcuno ti dice ma scusa, non vorresti fare più vino? Bella domanda. Bella domanda, io rispondo, la risposta ce l'ho sempre. Se io posso avere una vigna nel posto che dico io per fare quello che dico io, è un discorso, se no non mi conviene fare altro vino, perché sarebbe diverso. Solo per fare più vino, per fare Capisci? più bottiglie. Esatto. Non C'è ha dei senso. figli, c'è qualche indicazione che ti seguono nel mondo del vino? Ma in realtà, guarda, la mia risposta è questa. Se ti ho detto che io fino a 30 anni avrei riso, se qualcuno mi diceva che avrei fatto la vignaiola, quindi in realtà non lo so, per cui neanch'io sapevo quale sarebbe stato il mio futuro. È per quello che dico non faccio progettualità. Avessi 30 anni, allora tu dici fai una progettualità, ma i prossimi sono 60, tra un po', insomma manca poco. Quindi che progettualità vuoi fare? Voglio stare nel qui e ora. Ok. E bello. nel qui e ora c'è sempre un seme del futuro, no? C'è sempre un qualcosa che tu metti nel qui e ora, no? Però è la più grande fatica, secondo me, dell'uomo in questo momento, stare nel qui e ora. Cerchiamo sempre di andare avanti e ci perdiamo l'attimo presente. E questo è uno degli altri grandi lavori che ti dicevo su me stessa. Stai nel qui e ora, no? Quando uno ti dice è un'annata di merda, non si può dire, ma lo diciamo. Stiamo nel qui e ora.
vediamo che cosa succederà, come risponde per esempio la vigna. Io ho visto, no, le foglie che isolavano la peronospora quando ci sono state le condizioni che si sono, diciamo, un po' allentate. Vuol dire che la vite reagisce. Noi invece siamo convinti che tutto dipenda solo da noi, dai nostri trattamenti, da quello che facciamo. Invece c'è un'interazione nel qui e ora. Osserva e stai dove sei e sii contento di quello che hai. Poi in questa cosa qui c'è sempre un seme del futuro, però non sempre ti è così chiaro, ecco. Beh. Allora, se ti chiedo, Bruna, hai un sogno nel cassetto, tu non hai una risposta a questo o ce l'hai? Allora, una cosa che mi piacerebbe tanto si realizzasse velocemente, ma non è così, è che io sono una vedova bianca, perché mio marito lavora in un'altra regione, ci vediamo solo il fine settimana. Forse questo è l'unica cosa che mi piacerebbe. Non tanto e solo per condividere quello che sto facendo, perché poi ognuno ha, come ti dicevo, un percorso di destino. Il mio è passato attraverso il vino, mio marito mi ama così tanto che mi supporta il sabato e la domenica, ma non è il suo percorso, lui fa tutt'altro. Però mi manca la quotidianità di un rapporto, no, di coppia. Questo mi manca tanto. Quindi forse un sogno nel cassetto, ma ripeto, rimane un sogno, perché per come sono strutturate le cose è così, e forse sarebbe quello, cioè di avere una quotidianità, perché ogni tanto mi trovo quello che si diceva sempre, no, nel prendere decisioni. Ci sono diverse donne che vengono a fare degustazioni, mi guardano e mi dicono: ma tu scegli sempre, decidi sempre da sola? E questa domanda prima volta mi ha così lasciato, e in effetti è vero, quando tu sei solo, e anche nella famiglia o anche in azienda, prendi talmente tante decisioni che è impressionante. Cioè, quindi anche la capacità decisionale non è da tutti, cioè avere sempre la visione di quello che devi fare e di organizzarti e di decidere, no? E quindi questa cosa ogni tanto di poterti confrontare, no, con qualcuno che non sei tu, ecco, forse mi alleggerirebbe, ecco. Che ovviamente il confronto c'è sempre con mio marito, ti immagini, però la sera tutti e due, dopo 2 giornate di lavoro, insomma, non è come poter vivere, no, uno di fianco all'altro. Ecco, forse è questo. Ok, bene. Bruna, grazie tantissimo per questo tempo dedicato al podcast e grazie anche per la visita questa mattina. Freddo come si direbbe a Bologna, Chezanio. Comunque grazie tantissimo e ci vediamo in giro. Ok. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. Ciao.